Vaccini obbligatori. Discriminati se non vaccinati. Allora, eccoci qua, tornati in studio, abbiamo cambiato il nostro parterre. Buonasera all'avvocato Laura Migliorini, buonasera, grazie di essere qua nei nostri studi. Buonasera a Domenico Chisarà, segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale del Veneto, buonasera. Buonasera. E buonasera a Elena Pavan, psicologa, buonasera anche a lei. Allora, parliamo dei vaccini, questa è stata la settimana, abbiamo parlato di scuola fino adesso, è stata la settimana dell'inizio della scuola, però è stata anche la settimana dell'entrata in vigore a pieno titolo della nuova legge, di questo decreto convertito in legge. C'è stato qualche problema, alcuni ragazzi che non sono potuti entrare in classe, ovviamente ci sono state le polemiche. Tra l'altro domani pomeriggio alle 16:30 a Venezia c'è una manifestazione dei genitori di libera scelta, è così, avvocato Migliorini? Sì, ho questa informazione, sì. No, beh, ecco, si tratta ovviamente di una delle tante manifestazioni che sono state fatte in questo periodo, ma io inizierei dal dottor Chisarà, perché io volevo chiedere a lei qual è la sua opinione, perché si è sviluppata in maniera così forte da parte di tanti genitori, perché ormai non parliamo più di pochi casi, insomma, sono tanti genitori che si oppongono a questa imposizione, perché il problema sta nell'imposizione. Ecco, secondo lei cos'è successo Allora, secondo me c'è una grossa componente di perdita, di riconoscimento, tra virgolette, dell'autorità, nel senso dell'autorità sanitaria, dell'autorità della scienza, di quello che la scienza dice e la scienza professa, rispetto a dottor Google e tutti i suoi derivati, al fatto che praticamente esiste una piazza mediatica che è incontrollabile, e questo crea delle convinzioni che molto spesso non sono suffragate da nulla. Guardi, paradossalmente la Regione Veneto è il paradigma del perché si è dovuto reintrodurre l'obbligatorietà. Allora, la Regione Veneto, e sono dati suoi, non sono dati miei, ha sospeso 10 anni fa l'obbligo vaccinale, cosa che io ritengo corretta, perché le famiglie devono essere informate, devono essere portate sulle posizioni, e quindi che la scelta sia una scelta, convinta e coerente. Però cosa succede 10 anni fa in Veneto? 10 anni fa in Veneto si sospende l'obbligatorietà vaccinale e si passa nel giro di pochi anni ad un abbassamento della copertura generale, la famosa copertura di gregge, del 95,6%, e si arriva a dei dati delle coorti dei bambini nati nel 2014 e nel 2013 sotto l'87%, sia per le 4 vaccinazioni obbligatorie sia per la poliomelite. Questo perché? Perché è mancato quel passaggio fondamentale nella sospensione dell'obbligatorietà che è la presa in carico dell'informazione da parte della sanità, degli organi sanitari che erano predisposti a spiegare questa cosa ai genitori. Anche perché noi, parlo della mia generazione, io sono uno tra i primi di quelli che ha avuto il vaccino Sabin, noi abbiamo dimenticato la memoria della malattia. Noi abbiamo dimenticato, per esempio, quanti ragazzi poliomelitici c'erano. E io suggerirei una bellissima lettura, che è un libro di Roth, che Philip Roth, edito da Einaudi, che si chiama Nemesi, che racconta proprio di un'estate del 44 a New York, dove anzi a Newark, vicino New York e New Jersey, dove si scatena
una epidemia di poliomielite. Allora, quindi il problema qual è? È che da una parte, e questo è anche una colpa, diciamo, del sistema sanitario, si è persa l'autorevolezza della scienza. Dall'altra parte, ed era uno dei temi che vi ascoltavo prima mentre facevo la scuola, si parte dal presupposto che ormai non si danno gli strumenti per poter discriminare con intelligenza ciò che la rete ci propina tutti i giorni. Cioè noi siamo passati da un sistema di pessima alfabetizzazione, che era una volta in cui si diceva l'ha detto la televisione, no? Per cui qualunque cosa l'ha detta la televisione. Adesso siamo in un momento in cui l'ha detto su internet, l'ho letto su internet. Chiaramente bisogna avere gli strumenti per fare certe Sentiamo la psicologa invece, Elena Pavan, cosa dice in questa, come dire, no? Cos'è cambiato nella mentalità delle persone e del perché c'è questa richiesta di chiarimento alla fine? Allora, innanzitutto premetto che io non concordo con il metodo della coercizione, cioè il tornare all'ipse dixit della scienza è un grave rischio per la scienza, perché comunque tra l'altro c'è stata un'analisi della fotografia delle persone, definiamoli così, vaccino-scettici, e sono risultati persone con un certo livello culturale, con un certo status economico, e quindi comunque persone che sono anche in grado di sostenere un certo tipo di dialogo con il mondo scientifico. Con questo tipo di coercizione si ottiene l'effetto opposto da un punto di vista psicologico, perché comunque tutto ciò che viene imposto, e oserei dire anche in maniera piuttosto violente, perché dobbiamo ricordare che il ministro Lorenzin a maggio aveva presentato un decreto legge dove c'era non soltanto la multa di 7.500 euro per chi non vaccinava con 12 vaccini, ma c'era anche la patria potestà che veniva messa in discussione. E quindi voi capite che da un punto di vista psicologico tra le persone, tra i genitori, tra anche chi magari non si era ancora avvicinato, no? Perché magari non aveva ancora i figli appena nati, incinta, o non erano ancora genitori, hanno guardato a questa faccenda con un occhio un po' perché, che cosa succede? E quindi io non concordo da un punto di vista comunicativo con queste scelte che ha fatto il Ministero. Per quanto riguarda la rete è il male di tutti i mali? Ma assolutamente no, cioè nel senso che la rete è un'opportunità di informazione. Dobbiamo chiederci il perché la gente sta cominciando a fidarsi maggiormente della rete rispetto a altri canali. L'esempio è stato un po' anche le manifestazioni della libera scelta, no? In quante televisioni hanno parlato della manifestazione dell'8 luglio a Pesaro? C'erano 75.000 persone. Forse la notizia è passata velocemente in 3 secondi. Ma dopo parleremo anche degli interessi, chiaramente, che inevitabilmente si nascondono dietro il discorso delle vaccinazioni. Professor Casen, allora, è il medico che non sa più parlare, si è interrotto il filo comunicatore tra il medico e il paziente, i genitori in questo caso? No, sulla questione vaccini credo che non ci sia stata comunicazione precedentemente, non c'è tuttora. Il vaccino veniva accettato così perché c'era memoria storica che il vaccino è stato uno dei fattori fondamentali della guarigione delle grandi epidemie, e quindi il vaccino era considerato il toccasana. Il vaccino però, come tutti i medicamenti, ha degli aspetti positivi, degli aspetti negativi, e non tutti recepiscono il farmaco alla stessa maniera. Ognuno è un organismo differenziato e ha capacità, il suo organismo può ricevere in una certa maniera piuttosto che quell'altra questa informazione che il vaccino dà. Poi è venuto fuori nel frattempo, e questa è stata provocata da una legge che è stata imposta, perché se il ministro
avesse fatto un'azione propedeutica per tempo e dice guardate che i vaccini sono fondamentali, guardate, è uscito invece un decreto legge e neanche una legge. Quindi ti impongo questa cosa, ma te ne faccio non uno, guarda sono bravissima, te ne faccio 12. E naturalmente qualcuno si domanda, ma 12 un bambino così piccolo riesce a recepirlo? Non lo so, la risposta non è questa, è l'imposizione che crea. E l'effetto boomerang di questo decreto legge, poi trasformato in legge, lo vediamo oggi, lo viviamo. Peraltro, questo effetto, come si dice, gregge, no? Per cui tutti devono essere vaccinati perché va bene così eccetera, e i genitori oggi che non hanno più i 12, 10, 5 figli, ne hanno 1, 2 al massimo e ci tengono e quindi sono preoccupati, e questa preoccupazione comporta naturalmente un pensiero e quindi un'informazione. Questa informazione deve essere data e soprattutto i genitori si domandano, ma cautelativamente posso fare visitare mio figlio, se può accettare 12, 10, 8, 6 vaccini tutti insieme? E quindi è un'esigenza, ormai la gente non è più quella di 50 anni fa, ha una certa cultura, una certa preparazione, poi naturalmente nasce il discorso sulla rete e quindi si creano delle fobie. Tutti questi fattori, se la nostra politica fosse così abile da anticipare il fenomeno, visto che il nostro ministro è lì da un bel pezzo, no? Non è che è stato eletto ieri, no, è un quinquennio che gestisce questa cosa e cominciava 5 anni fa perché il problema esisteva lo stesso, incominciava a spiegare la necessità, l'opportunità. E tutte queste cose qui che oggi non ci sono risposte certe, ognuno cerca di annaspare all'interno della rete per vedere di trovare una soluzione. Sono sicuro che mio figlio poi non avrà conseguenze e naturalmente ci sono quelli che dicono sì, c'è un premio Nobel che dice attenzione perché poi ci sono delle conseguenze collaterali. Poi è chiaro che se arriva un'epidemia non è che allora c'è l'epidemia, io faccio il vaccino al bambino e quindi il bambino lo difendo, no, perché è peggio ancora, perché magari è già malato, ammazzo addirittura facendo un vaccino mentre lui ha una patologia in corso di quel genere là. E quindi c'è un mondo di vaccini che va chiarito e questa è Lorenzin, al di là della legge, ha dato l'opportunità alla gente di chiedere, di voler essere informata, di decidere con scienza e consapevolezza. Ecco, intanto vi aggiorniamo anche su quella che è quella che viene definita l'epidemia di morbillo. Non so se la regia ha il bollettino, l'ultimo bollettino emesso, comunque i numeri ve li posso dare io. Allora, per quanto eccolo qua. Allora, eccoli qua, il bollettino emesso il 12 settembre, abbiamo visto la settimana scorsa, questa settimana i casi sono dall'inizio dell'anno 4.487, la settimana scorsa erano 4.444, quindi sul territorio nazionale abbiamo avuto un incremento di 43 casi, le percentuali restano praticamente invariate, l'88% dei malati non era vaccinato, il 7% aveva ricevuto una sola dose, il 35% ha avuto una complicanza, 43 le persone ricoverate, 22 al pronto soccorso, 297 i casi tra gli operatori sanitari, ce ne sono 3 in più rispetto alla scorsa settimana, l'età media dei malati è sempre 27 anni, quindi una fascia di età elevata. Allora, dicevo prima, abbiamo parlato prima di scuola, questa è stata la prima settimana di introduzione, di applicazione della legge, perlomeno c'era la scadenza, no? del 10, dell'11 di settembre, allora io volevo sentire dall'avvocata Migliorini qual è stato un po' l'impatto che c'è stato, no? C'è qualche genitore che si è rivolto a lei magari per... Sì, più di uno. Più di uno. Questa legge... Quindi come si diceva prima ci sono i genitori che chiamano anche l'avvocato per problemi scolastici, diciamo, riguardo l'insegnamento, come dire, il periodo di studio, c'è anche chi si rivolge all'avvocato per le questioni sanitarie. Bisogna dire che questa legge ha creato molto disorientamento tra la gente e tra i genitori.
È una legge praticamente entrata in vigore un mese fa e alle porte dell'inizio della scuola, quindi è chiaro che i genitori che avevano vaccinato parzialmente, che non avevano vaccinato, si sono trovati di fronte ad una richiesta di documentazione, di adempimenti burocratici, amministrativi, che li ha messi in difficoltà. E dato che serpeggia il terrore fra i genitori, perché questo va detto, non è un segno positivo, secondo me, che un obiettivo, insomma, che dovesse raggiungere un governo, e questo chiaramente li ha spinti molto spesso a ricorrere al consiglio dell'associazione, tramite l'associazione, magari comunque di un legale. Certo che nel Veneto la reintroduzione appunto di un obbligo vaccinale dopo tanti anni estesa a 10 vaccinazioni certamente ha creato ancora più disorientamento rispetto a chi magari era ancora abituato un po' all'obbligatorietà vaccinale. E con di più che questa legge presenta dei dubbi interpretativi che sicuramente possono mettere in difficoltà, dico la verità, anche dei professionisti, per cui immagino che il genitore a maggior ragione si trovi veramente in difficoltà a capire che cosa deve fare. Certo, ecco Crisalla, a lei c'è stato qualcuno che si è rivolto, anche se lei ovviamente non è un pediatra, quindi non ha diciamo no. O comunque tra i pazienti non c'è stato chi ha detto ma questa storia dei vaccini... Non c'è questa, anche perché, come dire, noi come medici di famiglia abbiamo una grandissima esperienza di vaccinazioni verso gli adulti, tipo basta pensare alla capacità che abbiamo di vaccinare per l'influenza. Ora, io sono perfettamente d'accordo con i discorsi fatti fino a un attimo fa, però sull'unica cosa su cui non sono d'accordo con il professore è che l'operazione non doveva farla proprio per legge, norma il Ministero, avrebbe dovuto farla quell'operazione di informazione, di scendere nella consapevolezza, la Regione nel momento in cui 10 anni fa sospende l'obbligatorietà. Perché noi abbiamo un picco a caduta, se guarda la curva della vaccinazione nel Veneto, dal 2004 quando è stata tolta al 2014, cioè è precipitata del 10%. Quindi l'operazione che assolutamente deve essere fatta di consapevolezza dei cittadini, però non può essere richiesta quando abbiamo 4.000, più dei 2/3 dei casi di morbillo d'Europa in Italia, quando la Comunità Europea ci dice attenzione che vi chiudiamo le porte perché siete gli untori d'Europa, ce l'hanno detto questo la Comunità Europea, sicuramente con un attrezzo poco incisivo, un po' troppo decisionista, che ha preso delle decisioni senza, come dire, che in certo momento sono anche non a fine legislatura, cioè magari cosa, ma per esempio una cosa che non sa quasi nessuno è che non esiste nessuna produzione di vaccini su scala industriale che non sia almeno esavalente, quindi la vaccinazione minima non puoi fare il 4, perché tra l'altro dovrebbero produrla apposta, no? E quindi i costi, lì sì che si parlerebbe di interesse, cioè l'interesse delle case farmaceutiche sarebbe produrre i vaccini singoli perché devono riaprire la produzione, è un discorso ampio. Quindi il problema è che sicuramente il mezzo... La ministra ha detto il contrario, però. Cosa? La ministra Lorenzin ha detto il contrario. Allora, io non so quello che ha detto la ministra. Guardi che in questi giorni su quella bambina che è morta con la puntura con la malaria si sono dette di quelle bestialità anche da medici che tipo il pungidito in cui si trasmette. No, io parlo della ministra, però non... Ma non è significa il fatto che uno sia ministro abbia tutte le informazioni precise e assolute, sarà anche la cosa. Io le posso garantire che non c'è nessuna azienda al mondo delle grandi produttrici di vaccini che produce meno dell'esavalente, cioè come produzione industriale in serie per le vaccinazioni obbligatorie. Quindi non è perché questo è lo standard mondiale, non è uno standard dato in Italia. Poi che non si capisce perché ne hanno voluti fare 12, 24, 14, questo è corretto perché hanno contestualizzato
in un momento di effettiva emergenza, che è quella del morbillo, perché insomma morire di morbillo, ammalarsi a 27 anni in un paese civile non mi pare una grande conquista, che l'abbiano contestualizzato e si siano esagerati i toni, dando quelle opportunità e quelle perplessità che diceva prima la dottoressa, questo è un altro paio di maniche. Certo, scendere in campo a difesa della libertà vaccinale, il giudice Imposimato, Ferdinando Imposimato, è intervenuto credo anche telefonicamente a quella manifestazione a cui faceva prima riferimento la dottoressa Pavan, e noi abbiamo estrapolato un suo piccolo intervento, ascoltiamo. Questo provvedimento è intervenuto in un momento in cui non c'è nessuna epidemia in corso, nessuna malattia, diciamo, che possa creare allarme nella pubblica opinione, ma è intervenuto di punto in bianco in testa a 55 milioni di cittadini e, diciamo, ha imposto attraverso un procedimento illegittimo dei vaccini che vanno contro la libertà di scelta dei cittadini. Da che cosa si desume questa libertà di scelta? Si desume sia dall'articolo 32, che dice nella prima parte nessuno può essere sottoposto a trattamento obbligatorio, ma si desume anche da una convenzione internazionale che è la Convenzione di Oviedo, che è stata stipulata nel 2000 ed è diventata legge dello Stato nel 2001, che stabilisce il principio di autodeterminazione dei cittadini nella vaccinazione. Cioè, dice questo trattato, che è stato firmato e sottoscritto e ratificato dall'Italia, dice che la persona da sottoporre a un trattamento sanitario deve essere informata preventivamente della natura dell'intervento sanitario e dei rischi ai quali va incontro. Tutto questo non è avvenuto perché queste medicine, questi vaccini sono stati imposti dall'alto senza spiegare né la natura di questi interventi né soprattutto i rischi, che vengono definite reazioni avverse. Ecco, queste le parole dunque di Ferdinando Imposimato. Allora lui avanza poi una questione, più sono una questione di, come dire, dubbio medico o quant'altro, ma proprio una questione di costituzionalità, dottoressa Pavan. Sì, il giudice Imposimato ha preso posizione, è stato probabilmente quello che maggiormente ha dato voce al movimento per la libera scelta e ha scelto di affiancare il movimento e in questo momento sta offrendo anche tutto il suo appoggio per tutte quelle famiglie che in questo momento si stanno ribellando a questa modalità imposta dal Ministero e in qualche modo lui li affianca in questa sorta di disobbedienza civile, quindi sicuramente Imposimato in questo momento è in prima linea. È in prima linea. Allora abbiamo in collegamento il collega David Gramiccioli, è un giornalista, premio Italia Diritti Umani 2012 ed è anche un autore teatrale in questo caso, perché credo che proprio domani inizi la sua tournée con uno spettacolo, una pista teatrale che si intitola Il Decreto. Buonasera David, ci sei? Mi senti? Buonasera a tutti, buonasera. Aspetta che ti sentiamo basso, Vediamo se la regia riesce ad alzare il volume della tua voce. Ci siamo? Sei ancora un po' basso, se la regia alza un po' il volume, ecco qua, intanto vediamo una tua immagine, eccoti qua. Allora, Davide Gramiccioli, tu ti occupi del problema vaccini ormai da parecchio tempo, perché cos'è che ti ha insospettito, diciamo così, o ti ha affascinato di questa...
Rinnovo il saluto e spero che sia più alto il volume della voce. Nel 1998 un signore di Verona, Giorgio Tremante, mi contattò per seguire la sua vicenda, 2 figli morti dopo le vaccinazioni, un terzo fortemente danneggiato. Io ovviamente con estremo scetticismo mi avvicinai a questa storia perché avevo un'idea del vaccino assolutamente scientifica, assolutamente istituzionale. Da quel momento mi si è aperto un mondo e in questo mondo sono quasi 20 anni che ci sto. Purtroppo negli ultimi tempi i danneggiati da vaccini sono cresciuti in modo esponenziale. Hai ricordato di questo, te ne sono grato perché non avevo mai prima d'ora accettato un invito in televisione, proprio perché la televisione non dà mai i tempi necessari ad una discussione interessante, utile e storicamente importante come questa. Parte questa tournée e parte col chiaro intento di fare chiarezza da un punto di vista di un'inchiesta giornalistica su quelli che sono stati gli elementi e i punti che hanno fissato e determinato tutto un iter dal 2009 fino al 28 luglio scorso per far sì che l'Italia poi si ponesse come paese capofila per questa grande vaccinazione di massa e che questo decreto, che tra l'altro è anche il titolo all'opera, si convertisse in legge. L'opera tende anche a fare chiarezza su un punto, basta con questa bipolarizzazione assolutamente schizofrenica, nevrotica, inutile, sterile. Non siamo di fronte, per quello che ci riguarda, alla questione divisa, incontrata in fazioni, non è un problema di vaccini sì o vaccini no, è un problema per quello che ci riguarda e che attiene anche alla nostra ricerca a rivelare quegli aspetti di indagine che non sono solo giornalistici e che dimostrano come di scientifico, di umano e di politico, nel senso, nel termine più nobile della polis, la cosa pubblica, c'entrino poco con questo decreto. Io personalmente sono da sempre per la libertà di scelta, credo che questo testo sia un testo che si spiega a favore della scienza stessa, credo che i vaccini siano una scoperta imprescindibile della scienza umana, ma questo primato assoluto oggi è fortemente minato perché la scienza, la salute pubblica è finita, almeno nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, nelle mani più sbagliate. Solo questo, ecco, è cercare di riaffermare il valore assoluto della scienza senza esacerbare i toni, senza cercare lo scontro, anche perché la scienza non ha bisogno di scontro, ma la scienza ha bisogno da sempre di un vero e sano confronto. Mi auguro che in questo principio e con questa intenzione l'opera possa aprire un varco proprio ad una discussione che manca a questo Paese. Ecco, secondo te in questa tua opera cosa c'è? Anticipaci una chicca, diciamo, mettiamola così, una particolarità, uno scoop che presenti all'interno. Che le persone che erano coinvolte nel sequestro e nell'uccisione di Aldo Moro sono persone che poi ci siamo trovati in Senato nel luglio scorso, che la Glaxo era tutto fuorché un'azienda farmaceutica con la quale condividere anche in un ruolo di subordinazione questo progetto, che nessuno ha fatto chiarezza quando era necessario farlo, che nessuno ha ricordato esaustivamente, chiaramente, chi era la delegazione, da chi era composta la delegazione che nell'ottobre del 2016 andò alla Casa Bianca a Washington, la delegazione capeggiata da Beverly per intenderci, e che doveva sancire definitivamente il ruolo d'Italia come paese capofila. Ripeto, l'Italia è il paese capofila per la più grande sperimentazione di massa in ambito vaccinale della storia. Un decreto, lo sai meglio di me Tullio, un decreto è un atto governativo che si introduce in un momento di estremo bisogno di grande emergenza di un paese. Non sono io a dirlo, non sono quelli del Movimento per la Libertà di Scelta, ma è l'attuale Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che proprio un'ora prima della presentazione di questo decreto disse non vi è nessun motivo, nessuna emergenza per accelerare i tempi sulla presentazione di questo decreto. Certo, lo ricordiamo perché lo abbiamo proposto anche noi in trasmissione. Allora, abbiamo visto la locandina del tuo spettacolo, appunto il decreto, sarà in Veneto il prossimo 29 settembre al Teatro Sociale di Rovigo alle 21, la compagnia Teatro Artistico d'Inchiesta. Ti faccio una domanda, l'ingresso è libero o a pagamento?
L'ingresso è libero e c'è una libera offerta, e mi permetto proprio in chiusura di ringraziare la dottoressa Pavan e i suoi collaboratori Stefano e Roberto, che hanno permesso la realizzazione in una regione nevralgica per quello che è la questione di libertà di scelta vaccinale, no obbligo vaccinale come il Veneto, e tra l'altro la DS verrà accolta in un teatro dove torno dopo tanti anni e credo che sia uno dei teatri più belli del mondo, che come ricordavo tu è proprio il Sociale di Roma. Grazie a David Gramiccioli, allora buona serata, grazie del tuo intervento. Ecco, abbiamo visto allora che le iniziative, allora dicevamo prima, la manifestazione domani pomeriggio a Venezia, ci sono anche molti incontri per informare. Professor Casani, anche Gramiccioli dice basta con questa sì no al vaccino, ma informiamo le persone. Ma intanto sì, giustamente la gente non è più ipnotizzata da determinate, vuole ragionare, vuole sapere, vuole con consapevolezza decidere del futuro dei propri figli. È stato fatto del terrorismo sui vaccini e questa è in parte la conseguenza, ancora di più l'ha fatto la Ministra, ma quello che abbiamo visto in questo ultimo governo e quello precedente, che si fanno le leggi accoppiate, cioè sono leggi ricattatorie. Se vuoi guardare la televisione paghi la bolletta dell'Enel, se no ti tolgo la televisione. Quindi il canone è inserito in un'altra cosa che per me è assolutamente necessaria, no? Che chiaramente vado a casa, giro l'interruttore e si accende la lampadina. No, perché non hai pagato il canone. E questo veramente è una cosa contro qualsiasi concetto di diritto del cittadino. Ma non so se mi spiego, non è che è stato il mago Zurlì a inventare sta legge, è stato il governo italiano e non ci sono neanche vergognati. Seconda cosa, adesso facciamo la legge sui vaccini che, va bene, fatta in una certa maniera può avere anche un senso, anzi sicuramente ha un senso. Ma per ora tuo figlio non va a scuola e me lo dici a luglio che a settembre, mettendo in crisi il sistema scolastico che già di per sé stesso è in crisi, e allora devi fare così come dico io, se no niente. E ci sono i presidi che non sanno interpretare la legge, non capiscono, ci sono professori che non si prendono la responsabilità, è un disastro, no? Che non ha nessun senso se non l'urgenza del ministro di far vedere che c'è riuscito. Allora a chi vuole dimostrare questa urgenza? No? Al cittadino italiano. La vuole dimostrare a qualcun altro. Cui prodest, diceva Cicerone, cui bono? A chi va l'interesse di tutto questo? Seconda cosa, se i vaccini sono 6 e supponiamo che per esempio il bambino ha già avuto 2 delle malattie che sono inserite nei 6 vaccini, perché deve rifarseli? Va bene, non serve a niente, tutto quello che volete, ma scusate, dipendiamo noi dalle case farmaceutiche oppure le case farmaceutiche devono adempiere con scienza e coscienza quello che stanno facendo, o noi siamo le cavie? E allora, scusate, io non ci credo molto a questa ministra che all'ultimo momento si inventa sta cosa prima della caduta prima delle prossime elezioni, perché in qualche maniera vuol dimostrare la sua buona volontà, ripeto, non a noi ma alle case farmaceutiche, perché questo nessuno mi può spiegare una cosa di questo genere. A questo proposito abbiamo ancora Ferdinando Imposimato che ci spiega se c'è qualcosa dietro questa legge. Sentiamo. Questo provvedimento sicuramente è voluto da grandi gruppi bancari e grandi gruppi farmaceutici che hanno addirittura fatto pressione sul governo per varare questa legge. E come l'hanno fatta pressione? Attraverso un direttore generale che è contemporaneamente direttore generale del Ministero della Sanità e fa parte della fondazione Glaxo, che è la casa produttrice dei vaccini. Ora, in qualsiasi paese del mondo, quando vi è una situazione di incompatibilità tra chi deve costruire, chi deve fabbricare i vaccini e
il governo, perché costui è contemporaneamente membro della fondazione Glaxo ed è direttore generale del Ministero della Sanità. Già questo sta a significare che viene violato un principio fondamentale della Costituzione, che è l'articolo 97, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. Ecco, questo insomma è imposimato, è abbastanza chiaro nell'esposizione e insomma, sostanzialmente... C'è un'altra domanda, perché si fanno i vaccini iniettandoli, si danno, invece non per diciamo, non si ingoiano, non si fanno i vaccini orale, piuttosto in che gestione? Visto perché queste non ci sono delle soluzioni diverse, perché questa è la forma con cui si vaccina, almeno per tradizione. Per la stragrande maggioranza dei vaccini. Ma è una tradizione? No, non è una tradizione, è una modalità di produzione dei vaccini. Allora, la capacità dell'organismo di recepire l'antigene è attraverso l'apparato digerente più che attraverso il muscolo allora tessuto. non è proprio così, perché poi c'è un assorbimento diretto da parte del circolo sanguigno del vaccino depositato lì vicino. Quindi in ogni caso credo che, se vogliamo fare un ragionamento di tipo economico, a una casa farmaceutica conviene più costruire delle pillole che delle siringhe singole preriempite, solo per il costo delle siringhe. Quindi voglio dire, se vogliamo entrare proprio nella scia di imposimato, che io apprezzo moltissimo, però nel suo ragionamento, che giuridicamente non fa una piega, le ha dato ragione quando dice non c'era nessuna epidemia in corso per poter fare il vaccino, è contro la logica del vaccino. Il vaccino non si fa in epidemia in corso, come diceva lei, il vaccino si fa per prevenire l'epidemia, quindi chiaramente deve essere fatto in uno stato di benessere, non può essere fatto in uno stato di epidemia, anzi, perché aumenta il rischio. È quello che ha detto un attimo fa lei con la sua competenza. Quindi voglio dire, come vedete, dentro questa storia gestita non male di più, ma solo gestita, non come dire, senza fondamento, si mischiano una serie di competenze che, se sono profonde da una parte, sono leggere da un'altra, per cui non sarebbe male che dentro il confronto, dentro l'informazione, dentro la necessaria, proprio perché è cambiato il mondo, è cambiato il livello di cultura, è cambiato come dire, l'approccio alla cura, però ognuno mantenesse le proprie competenze e non strabordasse nelle competenze degli altri, perché si rischia di fare confusione, perché, ripeto, la finalità dei vaccini non è l'epidemia, la finalità dei vaccini è prevenire l'epidemia. Certo. Avvocato, io volevo tornare un attimo sulla questione scolastica, no? Poi qua in Italia si dice fatta la legge, trovato l'inganno, che ci sono delle strade alternative da percorrere per i genitori che non vogliono vaccinare e vogliono iscrivere. Ma allora, chi non vuole vaccinare deve chiaramente scontrarsi con le previsioni della legge 119, quindi diciamo, sicuramente ci sono delle conseguenze. Per fortuna gli strumenti giuridici che ci consentono, che ci mettono a disposizione il nostro ordinamento, sono ancora a nostra disposizione, possiamo difenderci e quindi ovviamente con una valutazione caso per caso specifica relativa alla singola fattispecie sarà possibile certamente predisporre dalla diffida al ricorso a sollevare questioni di costituzionalità. Adesso sentito. Poi volevo aprire una parentesi in merito a quello che è stato detto, visto che è un ambito anche soprattutto giuridico e quindi gli strumenti ci sono. La legge, come dicevo all'inizio, crea più di una questione e di un dibattito interpretativo, e questo da una parte ha creato confusione, dall'altra però serve su un piatto d'argento ai difensori, secondo il mio punto di vista, la possibilità di contestare, di replicare, di eccepire e di
creare anche delle soluzioni e delle strategie difensive che potrebbero aiutare certamente i genitori. Sotto il profilo della costituzionalità si è sentito parlare tanto di tutela della salute, di principio di autodeterminazione, e sono tutti concetti sostenibili e validi, profili diciamo di possibili costituzionalità. Secondo me questo decreto ha un punto debole che è soprattutto quello della decretazione d'urgenza. Un decreto che è stato emesso in assenza di presupposti previsti dall'articolo 77 in maniera evidente, lo dice il giudice imposimato all'inizio del suo intervento, perché ammesso e non concesso che ci sia un'epidemia di morbillo, ripeto ammesso e non concesso, perché stabilire l'obbligatorietà con decreto legge per 10, addirittura prima erano 12. Quindi dal mio punto di vista è abbastanza evidente la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, ovviamente è un mio punto di vista, ma in questo senso mi sento supportata anche dal parere del costituzionalista Trabucco, che è stato anche ospite più volte e con i quali stiamo collaborando sotto questo aspetto. Poi ci sono altri profili, sicuramente, appunto il principio di autodeterminazione, c'è un articolo che dice la scuola è aperta a tutti, ci sono tanti bei principi costituzionali, però appunto vanno valutati e sostenuti tutti insieme a questo principio. Certo, uno dei punti sì, su secondo cui me più importanti, più rilevanti, perché poi sul resto la giurisprudenza costituzionale può essere oscillante, può dire di sì, può essere favorevole o non favorevole. Su quel punto lì, che secondo me la Regione Veneto l'ha già sollevato, ha fatto un ricorso appunto, come sappiamo tutti, alla Corte Costituzionale, però sarà utile ed efficace farlo anche come cittadini singoli in via incidentale. Certo. Allora, dottoressa Pavan, prima abbiamo sentito Vermiccioli. Questo decreto, questa legge che sta creando tutta questa confusione, diciamo così, no? A lei cos'è che non convince? Cioè è solo una questione dell'obbligatorietà innanzitutto, o una questione legata alle vaccinazioni, piuttosto che al dubbio del danno, piuttosto che... Allora, i dubbi sono tanti, nel senso che naturalmente il vaccino è un farmaco, parlo da mamma, oltre che da professionista, e quindi come madre, quando ci si avvicina, no, al mondo delle vaccinazioni, si ha bisogno anche di capire col proprio medico, di aprire un dialogo, di fare una serie di riflessioni per comprendere quali sono i rischi, e spesso questa comunicazione tra medico e paziente e famiglia in questo caso è molto scarna, okay? Quindi un po' quello che dicevo io prima, che si è interrotto questo... Si è interrotto e purtroppo questo decreto... I medici non parlano abbastanza. I medici non parlano abbastanza e forse non ascoltano. Non c'era questa necessità, è venuta fuori adesso. È venuta fuori adesso, siamo un'altra società, siamo altri genitori e abbiamo bisogno anche magari di avere delle risposte un po' più reali, un po' più concrete, e questo ahimè è venuto a mancare. Questo decreto, tornando al decreto, ha lacerato ulteriormente questa fiducia tra medico e famiglie. Ottiene? Assolutamente no. Assolutamente sì, nel senso che se viene imposto una persona viene interrotto il dialogo, perché diventa un'imposizione. No, guardi, dottore. allora lei parla con uno che fa ambulatorio tutti i giorni, con la gente ci parla, e le posso garantire che il decreto non solo non ha interrotto nessun dialogo, meno per quanto ci riguarda lo ha aumentato, perché questo succede ogni volta. Si ricordi che al di là di questo, che è un fatto eclatante, 2 stagioni fa venne fuori, in mezzo alla campagna vaccinale per l'influenza, la questione dei vaccini, delle morti per vaccino adulterati, eccetera, eccetera, ritirarono dei lotti, eccetera. Lei pensa che i pazienti sono andati dall'avvocato a farsi consigliare
Io ho avuto lo studio pieno di gente che è venuta a parlare con me, con cui abbiamo parlato. Quando succedono queste cose è lì che si rinsalda il legame. Se poi lei mi dice che ci sono alcune categorie di medici che possono non andare tutto il tempo che uno si aspetta, possiamo ragionarci, ma sul fatto che nel momento in cui c'è una crisi di questo tipo, il rapporto, almeno per quanto riguarda i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, si rinsalda, se vuole essere rinsaldato, perché tenga conto che molte posizioni sono della serie io c'ho ragione, non voglio vaccinare e non ascolto nessuno. Quando invece ci sono quelle situazioni di dubbio che dice lei, può stare tranquilla che esattamente il 28° secondo dopo che quella persona ha acquisito quella notizia, viene nei nostri studi per chiedere chiarimenti, per chiedere spiegazioni. E l'efficacia è tale che nella nostra regione, in quel periodo, il livello vaccinale non è sceso di un percentuale per l'influenza, parliamo invernale, nonostante che non ci fossero dubbi, cioè ci fu una campagna mediatica a tappeto in Italia col ritiro di interi lotti di vaccino che poi si scoprì che non era vero, che insomma che non erano state le morti non erano dovute al vaccino. Però questi sono i momenti in cui il rapporto tra il medico e il cittadino si rinforza, perché tra l'altro noi siamo l'unico punto di riferimento della gente quando si vuole confrontare, quando vuole capire certe cose. E non riguarda solo i vaccini, dottoressa, perché le posso garantire che riguardano le diagnosi infauste di tumore, riguardano tante cose che tutti i giorni passano per i nostri studi, e le dico sono 40 milioni all'anno solo nel Veneto di accessi. Certo, io la ringrazio per l'intervento, però io ho bisogno che guardiamo anche la cosa da un punto di vista più generale, quindi qui non si tratta soltanto del proprio medico di famiglia e di un adulto che si confronta col proprio medico di famiglia. Sul concetto vaccini in questi mesi sono successe delle cose particolarmente significative, basta pensare alla radiazione del dottor Gava e del dottor medico e di quindi tutta questa caccia alle streghe anche su medici che io ho conosciuto anche personalmente il dottor Gava, ho avuto piacere di leggere i suoi libri e andare ad alcuni dei suoi convegni, non è mai stato contro i vaccini. E quindi questa presa di posizione anche da parte dell'ordine e dei media e del Ministero, dottore mi consenta, un po' di titubanza da parte delle masse, e quindi non parlo più di famiglie col proprio medico di base, quindi di rapporto, definiamolo one to one, okay? Ma di osservazione di quello che succede in ambito medico, alla categoria medica. Medici che si trovano anche in qualche modo terrorizzati di esprimere anche determinati pensieri. Sì, sicuramente le iniziative io non della accetto direzione questa cosa, perché la dottoressa non può entrare in un contesto che non conosce. L'ordine dei medici non terrorizza nessun medico. L'ordine dei medici, attraverso un codice etico che i medici si sono dati, valuta i comportamenti di ognuno, e ricordo alla dottoressa che l'ordine radiò anche gente che curava i tumori con cristalli di acqua e sale. Certo. Allora il problema no, perché questo, dottoressa, lei è del mestiere, certo, è una modalità di indurre il dubbio che l'ordine dei medici sia un'arma per spaventare i medici nell'esprimere le loro convinzioni. Intanto l'ordine dei medici non è, soprattutto la commissione di disciplina, non è un organo con 2 giudici, 3 cose, sono 15 componenti. Dopodiché il medico ha tutta la possibilità di riappellarsi, e quindi nel momento in cui l'ordine decide, perché non è che decide perché Domenico Crisi sarà fatto, perché ci sono degli atti, ci sono delle prove, non sono provvedimenti che si prendono alla leggera, anche perché hanno responsabilità di tipo penale, responsabilità di tipo civile, quindi se uno sbaglia poi paga di persona, contrariamente a molti altri sistemi, tra virgolette, di valutazione.
quando prendono una decisione del genere è una decisione fortemente ponderata, fortemente fatta e che sicuramente è in grosso contrasto. No, perché può essere che invece la contestualizzazione. No, lei ha usato una frase perché ci sono gente che usano le frasi della serie i medici si sentono minacciati. Io posso garantire che non ci sentiamo minacciati da nessuno, l'ordine, soprattutto gli ordini del Veneto non hanno minacciato nessuno, tanto è stato chiarissimo, tanto che guardi, nessuno degli ordini del Veneto ha preso una posizione pro o contro decreto, perché il problema non sta nel concetto del vaccino, sta nel concetto del decreto. È vero che non è un campo che ci interessa, perché non è il mio campo è la cura dei pazienti, nessun ordine del Veneto ha preso nessuna posizione, né pro né contro, ha soltanto creato dei cosi istituzionali che sono dei provvedimenti disciplinari che potrebbero fare anche a uno che si sposa delle cure oncologiche che non sono, come dire, coadiuvate dalla scienza. Quindi è stato chiarissimo. Posso più terminare la risposta? Il mio ambito è quello che percepisce la gente, che vede e osserva le dinamiche. Ok, dottoressa, quante persone incontra al giorno lei? Probabilmente è quello che no, mi dica che un numero, no, parecchi, avrò 10 pazienti al giorno. Bene, io invece ne ho 80. Quindi la di differenza fatto sta con un paziente lei. Io stamattina sono stato dalle 9 alle 3:30. Ma io non credo che questo sia quindi la situazione di creare un dibattito tra me e lei. No, è un dibattito perché certe affermazioni della serie i medici sono spaventati, come quella che ha fatto un attimo fa, sono delle affermazioni gravi perché tendono a minare l'autorevolezza di chi fa questo lavoro. Benissimo. Professor Casen, allora cerchiamo un attimo di capire qui, anche come viene passata la notizia poi può avere un effetto, diciamo, tra virgolette, nei confronti dell'opinione pubblica. Quindi magari, ecco, ad esempio adesso il dottor Crisalà ha spiegato come avviene la valutazione del medico che viene, come dire, per così dire, inquisito, indagato di un comportamento non consono, però magari all'opinione pubblica quello che passa può essere, come dice la dottoressa Pavan, dice qua è un'azione intimidatoria. È pericoloso. No? Sicuramente è intimidatoria, perché allora, i genitori hanno due obblighi, quello di mandare i figli a scuola e un altro obbligo è quello di fare i vaccini, l'uno contrasta con l'altro in questo caso, cioè e lo metto in condizione di prendere una decisione in tempi talmente rapidi che può creare un certo scompiglio nella testa della gente, non è semplice, non è un problema diciamo di tutti i giorni. È venuto fuori questo colpo di mano da parte del ministro, passatemi il termine, no? E quindi la gente si è preoccupata subito e la cosa è peggiorata. Se la cosa fosse stata fatta anche tramite la regione, e questo è un coordinamento politico dove si spiega perché, cosa e come, ma soprattutto ritengo che le case farmaceutiche buttassero via i vaccini, cominciassero a tirar fuori dei vaccini tematici, nel senso che facciamo il morbillo, se l'ha fatto il morbillo è inutile che io gli faccia il vaccino perché non serve a niente, eccetera. Probabilmente sarebbe anche la scienza continua a crescere, non è che la scienza ha raggiunto il massimo della sua capacità espressiva. Ci sono milioni di bambini e ognuno ha una sua reazione al vaccino e questa reazione naturalmente dobbiamo tenerne conto, ripeto. Poi c'è un altro fattore in questo momento che tutti smentiscono, ma il dubbio mi rimane, questa immigrazione di persone che vengono da paesi dove le patologie sono molto diffuse e può incrementare quella che può essere un'epidemia, e quindi è chiaro che c'è una certa urgenza nell'affrontare questo problema. Ma questa cosa si sapeva un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, e quindi questo provvedimento lo si poteva fare con scienza e coscienza ed evitare collusioni o incontri strani della ministra con le case farmaceutiche, che fa veramente brutto. Cioè, io non vado
a incontrarmi col presidente, con l'amministratore delegato delle case farmaceutiche, perché non c'ha nessun senso questo, casomai mando un delegato che mi scrivano, io rispondo, il ministro non si può abbassare a questi livelli, anche se i livelli ovviamente delle case farmaceutiche sono molto alti, anzi altissimi, no? E abbiamo consapevolezza poi che ci sono case farmaceutiche magari molto diligenti, ma ce ne sono altre cialtrone, scandalo di questi giorni su certi interventi chirurgici, no? Sulle protesi, che hanno detto come mai ospedali di buon livello si sono abbassati allora, quindi il dubbio rimane. E non è che andiamo a coinvolgere la classe dei medici, però siccome i fenomeni ci sono, come le epidemie, è giusto che prendiamo in considerazione, perché diciamo, e abbiamo visto prima percorrendo la storia, di cose a parole ce ne ha fatte ingoiare talmente tante che hanno fatto le guerre più terribili della storia solo perché qualcuno si metteva sul pulpito e cominciava a inveire contro qualcun altro, e allora la gente è diventata più consapevole di quello che sta succedendo, e vorrei che veramente il ministro abbassasse il tono, si scusasse, che sarebbe la cosa più dignitosa, e cominciasse quello che fino adesso ha perso tempo, cominciasse un'informazione precisa, misurata, in grado di far capire alle persone, e soprattutto che dica alle case farmaceutiche che si può migliorare il livello vaccinale, cioè i vaccini si possono fare anche meglio. Ecco, tra l'altro noi abbiamo intitolato quest'ultima parte Italiani cavie da vaccini, non è un mistero che nel 2014 proprio la ministra, c'è anche la fotografia appunto con dirigenti di case farmaceutiche e quant'altro, abbiamo assunto il ruolo di, come dire, paese guida per le campagne vaccinali. Questo risale al 2014. Allora, non guida, cavia. E questo ovviamente, come dire, alza il sospetto. Crisalà, cosa dice? Ma sicuramente, guardi che noi viviamo in un'era di brutta politica. Adesso io non entro non voglio entrare sulla questione ministro o non ministro, ma viviamo in un'era di brutta politica, dove, cominciando dalla politica, che ha perso qualunque tipo di credibilità, qualunque tipo non è più un punto di riferimento etico, ma è sempre, tutti i giorni, cioè apre il telegiornale con qualcuno, assessore, deputato, che viene arrestato, rinviato a giudizio, eccetera, eccetera, dove si cerca di fare delle svolte. Parliamo sempre degli esempi dall'altra parte, ma noi abbiamo in Germania un ministro, era un ministro degli esteri giovanissimo, pronto a diventare un grande cancelliere, che per un copia e incolla su una tesi di laurea, non una tesi, su una tesi di dottorato, manco di laurea, è stato mandato via. Qua c'è gente che invece ha detto di essere laureata e sta ancora dove sta, quindi voglio dire, e quindi si permette, c'è una mancanza di autorevolezza in genere, che quindi rende lecito il sospetto, però il sospetto può arrivare fino a un certo punto. Il professore, che è molto più esperto di me, ma molta più competenza, sa perfettamente che i cardini per cui la medicina dal 1600, dai tempi dei Romani, è diventata la medicina moderna, sono la potabilizzazione dell'acqua, gli antibiotici e i vaccini. Allora, senza queste tre cose non ci sarebbe una sopravvivenza adesso che è arrivata a 86 anni per le donne e 80 per gli uomini. Quindi, fatta questa premessa, possiamo discutere di tutto, possiamo discutere dell'informazione, possiamo discutere ma non possiamo discutere dell'indispensabilità di certe situazioni, perché il problema più grosso che non viene centrato è che quando non vengono vaccinati i bambini che sono in una classe, chi ci rimette è il bambino più debole, quello malato, quello che magari ha una leucemia, quello che magari che rischia di morire perché gli altri non sono vaccinati. Quindi il ragionamento deve essere complessivamente sui ragionamenti non di principio, io non voglio e basta, no?
Io non voglio il giusto, ma attraverso un percorso di coscienza e di responsabilità civile, perché anche qua io non sono un costituzionalista, non ne capisco niente di legge, ma ho sentito dire che la sanità pubblica ha un interesse superiore alla sanità del singolo. Migliorini. Questo è il dibattito. Questo è il dibattito. Questo è il dibattito, è stabilire se prevale il diritto del singolo o il diritto insomma della collettività. Sta in questo diciamo il confronto che è apertissimo. E quindi, come dicevo prima, anche la giurisprudenza costituzionale è un po' ondivaga sul punto. Per quello dicevo che secondo me l'altro profilo era ancora più forte, ancora più determinante. Volevo aprire una parentesi, non so se può essere utile, si parlava prima di toni della Ministra. In questo contesto non ha aiutato la querelle fra Regione Veneto e Ministero. Lo dico perché i genitori che ho sentito io, che ho avuto modo di sentire, sono stati veramente mortificati da questo dibattito. Certo, e anche dal retromarcia. Dalle modalità, esatto. Io condivido peraltro, per inciso, appunto le perplessità che ha il governatore Zaia o il dirigente, adesso comunque la Regione Veneto, circa l'interpretazione della legge. Speriamo che il Consiglio di Stato risolva questi il pronunciamento dubbi. Quando dovrebbe essere? Questo onestamente non sono informata, ecco, spero in tempi ragionevoli, ecco, perché effettivamente il dibattito interpretativo sussiste. Però ecco, la reazione del Ministero non è stata quella che ci si aspettava. Comunque sempre questo atteggiamento di, come dire, devi fare quello che dico io, perché io sono il Ministero e quindi devi, e poi sul punto, vabbè, ci sono state le valutazioni della Regione, però non è questa la procedura che piace a dei genitori dubbiosi, che hanno dei dubbi, che sollevano delle perplessità. Il dietrofront della Regione Veneto l'ha delusa, dottoressa Pavana? No, delusa no, ha creato molta confusione, ancora di più, anche perché poi il ritiro della moratoria è avvenuta, se non ricordo male. C'erano scuole che dicevano di non depositare più nulla. Cioè questa cosa, è uscita la moratoria, le scuole dicevano non depositate più nulla. Ci sono state delle scuole che hanno detto questo, i genitori sono andati in allarme, non sapevano più cosa fare. Io ovviamente consigliavo comunque di depositarla, perché in vista di un possibile e ovviamente realizzato dietrofront o comunque contrordine ci sarebbero stati problemi, quindi immaginiamo che problemi ha creato questa cosa. Purtroppo non è stata gestita molto bene, effettivamente. Ecco, professor Casen, poi fa pensare anche, ecco, leggiamo solo l'ultimo dei messaggi di tanti che sono arrivati, che dicono basta pagare una multa e passa tutto poi alla fine. Beh, non sarà certamente così, perché certi vaccini, mentre ho dubbio per taluni, per certi altri sono essenziali, c'è il rischio molto elevato. Poi c'è un altro fatto, il vaccino non dura tutta la vita, perché tutti noi qua dentro dovremmo rivaccinarci ogni 5, 3, 7 anni, no? E quindi sarebbe un business per le case farmaceutiche. Non lo facciamo, evidentemente abbiamo raccolto una tale quantità di anticorpi che comunque ce la caviamo, no? Purtroppo il mondo è fatto così. A me rimane ancora il dubbio se i vaccini a un bambino che non ha superato l'anno non sono tanti, sono troppi. Ci torneremo ancora, avremo modo di affrontare ancora la questione delle vaccinazioni. Grazie a Laura Migliorini, all'avvocato Laura Migliorini, grazie a Domenico Crisarà, segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, grazie ad Elena Pavana, psicologa, grazie al nostro editore che ci permette sempre di andare in onda, ai ragazzi che abbiamo in regia, Claudio e Marco, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre TV7 Match alle 21. Buonanotte.